Stiamo parlando dell'arte di camminare, della lentezza di godersi la vita e quello che abbiamo intorno, il paesaggio in un modo diverso e insomma continua ad avere grande successo questa modalità del cammino, aumentano i cammini in Puglia. Adesso vogliamo ascoltare l'esperienza di chi ha iniziato a camminare da poco, insomma ce lo faremo dire da lui e cercheremo di capire anche che cos'ha il cammino, perché attrae così tanto. Buongiorno a Gianluca Tagliente, buona Pasquetta. Buongiorno Marina e a tutti i vostri radioascoltatori. Allora Gianluca, ci racconti la tua esperienza di camminatore, come ti sei avvicinato ai cammini? Diciamo che la mia esperienza è stata legata al fatto che io attraverso questa forma di viaggio ho in realtà incontrato l'amore. Che bello! Che, circa un anno e mezzo fa la mia attuale compagna, che è una ragazza di Roma, attraverso un cammino è venuta in Puglia, ha fatto prima il cammino Materano e poi la Rotta dei Due Mari, e quindi il cammino che da Polignano porta a Taranto, e nella tappa tarantina noi ci siamo conosciuti. E quindi da lì poi è nata in me la curiosità di sperimentare questa forma di viaggio che ho scoperto, come dire, essere assolutamente nelle mie corde. Cosa ti piace tanto del cammino? Cioè, cosa rende questo itinerario diverso da un viaggio fatto in un modo diverso, non so, in bici o in modo tradizionale spostandosi con un mezzo diverso? Allora ci sono sicuramente, così istintivamente mi vengono in mente due differenze. La fatica, certo, perché chiaramente è una modalità di viaggio che comporta insomma una giusta dose di fatica, che però la sera poi quando arrivi nella tappa, diciamo così, del destino giornaliero e magari fai una passeggiata per il comune che ti ospita e che ti ospiterà per quella notte, hai proprio come dire la soddisfazione e la bellezza di aver fatto qualcosa di importante. E poi come dire le percezioni, perché durante il cammino ha tutta un'altra dimensione, cioè la natura. Io ho camminato attraverso territori che conosco benissimo, perché insomma tra Polignano e Taranto è la mia terra, no? Certo. Ma non l'avevo mai vista così, non avevo mai visto quei colori. Che bello! Non avevo mai attraversato dei tratturi da Valle d'Itria così come l'ho fatto a gennaio di quest'anno, perché a gennaio di quest'anno insieme a Francesca abbiamo fatto insieme il cammino della Rotta dei Due Mari. E quindi insomma ho scoperto che questa forma di viaggio è mia, mi appartiene. Abbiamo già programmato il prossimo cammino. E quale sarà il prossimo cammino? Il prossimo cammino sarà il cammino dei Borghi Silenti, è un cammino cosiddetto ad anello, quindi si parte, si ritorna nello stesso posto. E adesso stiamo capendo quando riusciremo a farlo, probabilmente insomma nel prossimo autunno, quindi lo consiglio davvero a tutti. Ma è in Puglia? No, è nelle Marche, se ricordo bene, okay. O in Umbria o nelle Marche. Quindi insomma dalla Puglia pian piano ti stai allargando, stai andando anche fuori. Bello, bello, stai scoprendo anche altri territori. Adesso abbiamo voglia di conoscere, no, altri luoghi, altri territori, altri paesaggi, altri colori, insomma, quindi sì, abbiamo in programma di camminare e attraversare altre regioni. Cosa serve per fare un cammino, Gianluca? A chi ti senti di consigliarlo e cosa dovrebbe mettere in conto? Allora, serve sicuramente diciamo una sensibilità e una attenzione alla vita in genere, alla natura, alle persone. Serve il piacere dell'incontro, quindi io dico che non è per tutti, non tanto per la questione della fatica fisica, perché quella poi negli stessi giorni in cui abbiamo fatto noi il cammino abbiamo incontrato delle persone anagraficamente in là
che si sono dedicati a questo viaggio con i loro tempi, perché nessuno ti dice che necessariamente devi fare una tappa, no, in quel tempo, puoi assolutamente decidere tu come farlo. Quindi sicuramente non credo che la preparazione fisica sia una caratteristica necessaria. Sì. Quindi questa curiosità verso appunto ciò che, diciamo, che ci circonda, e poi anche la voglia di staccare davvero. Io faccio un lavoro per il quale quotidianamente sono tutto il giorno al telefono, e in quei 5 giorni il telefono non c'è più, chiarissimo, che il telefono non doveva far parte del mio quotidiano, e non pensavo fosse possibile, invece ho scoperto invece che si lo è può. assolutamente. Bello, complimenti Gianluca. Bello, grazie per averci dato questa dritta. Chissà che da Pasquetta in poi qualcuno non possa decidere di iniziare a camminare. Grazie ancora Gianluca Tagliente per essere stato con noi. Grazie a voi per l'ospitalità. Buona giornata, buona Pasquetta a tutti.